più forti del maltempo. La terza edizione dei Giochi del Veneto, disputati a Caorle lungo il litorale veneziano, pur pagando l'inevitabile dazio delle condizioni meteorologiche davvero poco favorevoli di questa non primavera 2013, ha comunque rappresentato un ulteriore significativo passo in avanti per la kermesse sportiva nata nel 2009 a Chioggia. Ben 33 le federazioni regionali presenti, come ha ricordato il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, per le quali l'appuntamento caorlino ha costituito un'occasione importante di mettere in mostra alcuni dei probabili futuri talenti del nostro sport, espressione di un movimento tra i più forti del bel paese, nel segno di una straordinaria tradizione decennale regionale. L'atletica, il calcio, la pallavolo, ma anche la vela, il pugilato e tante altre discipline, ha spiegato ancora Bardelle, sono state capaci di trasformare i Giochi del Veneto in un appuntamento agonistico di assoluto livello, confortato da uno sforzo organizzativo che ha garantito l'esemplare svolgimento dell'evento. In ogni competizione c'erano giudici, cronometristi, medici, a testimonianza del fatto che non si è trattato soltanto di giochi nel senso più entusiasticamente ludico della parola, ma di gare rilevanti sul piano tecnico agonistico. Ora si guarda alle prossime edizioni con l'auspicio espresso dagli organizzatori che i Giochi del Veneto, dopo aver confermato il grande impatto sullo sport e sul territorio, sappiano essere sempre più recepiti nello spirito che li contraddistingue anche dalle istituzioni regionali e nazionali.